Radio Magica presenta I pensieri di Papà Violin. Lo Stato vuole comprare la sua stalla perché sotto ci sono resti romani. Non la vendo, dice Papà Violin. La stalla resta lì, come ai tempi di mio padre e mio nonno. I figli, la moglie gli dicono: coi soldi dello Stato compriamo un podere più grande. Non la vendo, dice lui. E chiude la bocca così stretta che ci vorrebbe una leva per aprirla. È la fine di un tiepido pomeriggio di 1° ottobre. Dopo i lavori del giorno, Papà Violin va all'osteria, in via Acidino. Sbocca da via Poppone e vede, oltre via Iulia Augusta, gli scavi delle abitazioni romane. Abbassa la faccia e svolta a destra borbottando: non la vendo la stalla. Sotto il pergolato dell'osteria 4 anziani giocano a carte. A un altro tavolo siede una giovane. Non è del paese. Ha un libro aperto sul tavolo, ma si gode a occhi chiusi il sole che scende lentissimo a occidente. Papà Violin siede fra lei e i giocatori. Guarda la giovane, sbircia il libro, corruga la fronte. Da soldato leggeva le carte geografiche. Sul libro c'è una mappa di Aquileia e intorno alla sua stalla c'è una linea rossa e all'interno 3 punti interrogativi. La donna apre gli occhi, lo vede fissare crucciato il libro e dice gentilmente: «Qualcosa la preoccupa, signore?» Lui indica la mappa e chiede con voce brusca: «Che cosa c'è lì, in quel segno rosso?» Lei mette una mano sulla mappa in un'immobile carezza e comincia a parlare. Parla degli scavi nella piazza del Capitolo e dei mosaici, trovati solo in piccola parte perché il resto è sotto la stalla. Dice che là sotto ci sono certe figure di piante e animali, bellissime decorazioni. Sorridendo dice che là sotto ci sono mosaici di epoche diverse e si potranno mostrare ai visitatori come una torta a strati del tempo. Dice che una torta così golosa c'è solo ad Aquileia. Verranno a vederla da tutto il mondo e i bambini impazziranno immaginando l'antichità. I giocatori hanno smesso di giocare. Guardano e ascoltano la giovane, fermi come in un quadro. «Perché ci sono quei punti di domanda lì?» dice Papà Violin a bassa voce, indicando la mappa. «Perché ci sono dei problemi», risponde lei con un sospiro, «delle complicazioni. Il padrone della stalla non vuole vendere. Ci vorrà chissà quanto tempo per vedere quelle meraviglie». Ora è Papà Violin che fa un sospiro. Il sole s'appoggia all'orizzonte, là, verso Venezia. Poi il vecchio si alza, ringrazia la giovane, fa un cenno di saluto ai giocatori e si incammina verso gli uffici dello Stato a dare la buona notizia. La venderà, la stalla. Radio Magica ha presentato I pensieri di Papà Violin. Letto da Lella Costa. Testo di Roberto Piumini. Illustrazioni Paolo Cossi. Tutti i racconti sono disponibili su www.radiomagica.org.